questo ne parlavo pure con Alfredo. Io penso, è una mia richiesta proprio personale che ti rivolgo, penso forse mi sto perdendo presso a delle tecniche che non ho capito se sono buone o no. Vorrei un tuo consiglio, perché è una cosa alla quale tengo molto, ma non riesco a trovare la strada adatta. Il mio consiglio intanto è quello di cominciare col desiderio di voler conoscere se stesso, di voler conoscere se stesso, e quindi l'atto meditativo è una osservazione lenta e metodica del proprio comportamento, del proprio vivere e del proprio vissuto, dei propri bisogni e dei propri desideri. Quindi una vera e propria operazione di analisi interiore, soffermento. Da solo non lo so fare, mi rendo conto che bisogna però anche avere la volontà di farlo. Certo che da solo è un po' più difficile, sicuramente è più difficile. Qual è la strada? La strada è quella di affidarsi a chissà, cioè adesso mi chiedi una cosa che gli uomini hanno sempre chiesto, e cioè la via è quella di trovare il proprio maestro. Sai, su queste cose tutte le filosofie orientali si sono sempre battuti. Sì, ma anche nell'ambito di quei periodi orientali secondo me ci sono molti che speculano su questo, e infatti in un gruppo di non molti, diciamo quasi tutti, ti aggiungo subito, non molti ma quasi tutti, ti aggiungo subito. E però non c'è altra via, bisogna trovare un maestro, colui che sa, perlomeno colui che sa più di te, più di un altro, voglio dire. Un grande maestro è sempre fai e fa. Ma sai e fai in queste cose, puoi pure restare invischiati in cose. Lo so, d'altra parte voi non avete una tradizione come ce l'avevano i maestri orientali, ma stiamo parlando già di quelli dai 50 anni in poi, 100 anni fa, 50 anni fa, voglio dire, 200 anni fa. Voi non avete una tradizione. Una volta si poteva dire vai per il mondo e troverai il maestro. Adesso sicuramente se vai per il mondo incontri soltanto una serie di guai e non incontri i maestri, e questo è vero, ed io quindi non so consigliarti. Ma tuttavia bisogna che tu stia attento a non incappare in falsi maestri, in pseudo maestri. Voglio dire soltanto la tua sensibilità, ma anche la tua attenzione, ma anche il tuo studio, ma anche il tuo addestramento personale per poter riconoscere il falso dal vero. Ma ce l'ho gli strumenti per farlo? Non ce li hai gli strumenti, ma questi te li puoi costruire. Gli strumenti significa anche dedicarti allo studio di questi problemi, approfondire, conoscere in maniera da saper riconoscere. Poi, certo, se vai allo sbaraglio senza nulla sapere, potresti anche incontrare il maestro e non saperlo. Il maestro non è qualcuno che abbia, voglio dire, una scritta sulla fronte, io sono un maestro. Talvolta il maestro è irriconoscibile, perché è anche semplice, perché è anche umile, perché non dice io sono un maestro. E non dicendolo può non essere riconosciuto. Quando chiamavano maestro il Cristo, lui diceva loro: siete voi che mi chiamate così. E questa è la regola. Ecco perché io non so dirti dove sono i maestri. Il maestro può essere una persona saggia, una persona da cui sei attratta, una persona che può darti un consiglio, che può aiutarti a pensare, a meditare, a valutare, in cui tu riesci a specchiarti, a riconoscerti come essere spirituale. Non puoi fare di più. Può darsi che tu perda degli anni a trovarlo, può darsi che non lo incontri mai, così come è costruito il mondo, specialmente occidentale. Può darsi che tu abbia bisogno di un particolare tipo di maestro che incarni più momenti e più aspetti della tua necessità.
può darsi di no. Può darsi che tu incontri, ma può darsi che tu ti perda o ti sperda, ma anche questo è un cercare. Un cercare non è sempre trovare, ma soltanto camminare. Devi abituarti a camminare e a non trovare. E può darsi che improvvisamente tu veda un orizzonte, può darsi che lo percorri e ti accorga che è un falso orizzonte. È tutta la vita un cercare il maestro o un altro maestro dopo aver trovato il primo per cercarne uno più grande. E queste cose ti direbbe qualsiasi maestro umano. Quindi non c'è solo una scelta. Può darsi che tu abbia la necessità di una scelta funzionale e tecnica immediata subito. Io ti dico aspetta, ma intanto coltivati, osserva, guarda, approfondisci certe amicizie, certi rapporti, cerca di osservare gli altri in rispetto a te stesso, osserva te stessa in rapporto agli altri. Fai queste cose e non devi aver paura di sbagliare, perché può darsi che sbaglierei, ma meglio se sbagli che non fai nulla, perché bisogna anche un po' osare, anche avere il coraggio, rimettersi in discussione, verificarsi, capire tutti gli sbagli che hai fatto fino adesso e tutte le pseudo verità che hai acquisito, e gli amici e i falsi amici, i compagni e i falsi compagni, gli affetti e i falsi affetti. Le operazioni sono complesse, si paga duro, si paga molto, a volte si paga troppo, ma è così che ci si robustisce, cioè dire pian piano ci si accorge che si comincia a pensare come uno spirito e non più come un uomo, come un essere umano. E nel momento in cui si ha la percezione che si sta cominciando a pensare con la logica di uno spirito, è allora che è avvenuto il passaggio dello spirito nella coscienza della mente, e allora è il momento in cui è possibile riconoscere il proprio interno, la propria spiritualità, la propria configurazione, la propria anima interiore. Ma se vi aspettate o se ti aspetti che in seguito a 10 lezioni, a 10 movimenti, a 20 ginnastiche, a 40 digiuni o altre cose del genere si diventi illuminati, e questo è un errore. Non si diventa illuminati, si diventa informati. L'illuminazione è un'altra cosa. L'illuminazione è il momento in cui la folgore scende su di te. Qual è questa folgore? Un interruttore che si accende, un momento, un lampo di illuminazione. In quel momento voi dite a voi stessi: ho capito. È così che stanno le cose. E questo è un lampo, è un momento, non potete predisporlo, non potete dire questa mattina mi alzo e ho l'illuminazione, oggi digiuno e stasera ho l'illuminazione, oggi mi strunco in 50.000 movimenti di ginnastica e domani avrò l'illuminazione, oggi muoio e avrò l'illuminazione. No! L'illuminazione non riguarda i vivi o i morti. L'illuminazione è un momento cosciente in cui ci si appropria di sé e si dice ho capito. È il momento in cui arriva, ripeto, come un lampo si abbatte su di voi e vi lascia lucidi, vi lascia memori, vi lascia capaci di capire da quel momento in poi quasi tutto il resto. Questa è l'illuminazione, l'azione che ti farebbe un maestro se lo incontrassi su una qualche strada. Ma dopo poi devi metterci il tuo lavoro, ritornare, riflettere, e ascoltare quello che ti ho detto, sentire, abbandonarsi, abituarsi all'abbandono. Ti auguro ogni bene se vuoi cominciare.